Erano accusati di essersi aumentate le indennità di carica e di avere gestito nel quadriennio 2007-2011 in maniera allegra i fondi di rappresentanza e di avere promosso 2 bandi di gara senza la relativa copertura finanziaria, a puntare l'indice contro i vertici e componenti dell'ex consiglio di amministrazione del consorzio dell'area industriale di Agrigento, Alfonso Cicero, che non appena insediatosi nella carica di commissario straordinario scelse la via giudiziaria consegnando incartamenti e faldone ai magistrati. Una grande abbuffata, l'ha pure definita il PM Andrea Maggioni della sua requisitoria, conclusa con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Ma dello stesso avviso non è stato il GUP Stefano Zammuto, di fronte al quale si è tenuto il processo con rito abbreviato, che ha assolto tutti, ad eccezione di Rosario Gibilaro, 58 anni, il quale è stato rinviato a giudizio. 2 le ipotesi di reato, abuso d'ufficio e peculato. Si procederà a parte anche per Francesca Marcenò, 54 anni, Girolamo Cutrone, 52 e Antonino Casesa, 55. Assolto perché il fatto non sussiste l'ex presidente del consorzio ASI, Stefano Catuara, per il quale il PM aveva chiesto la condanna 3 anni e 4 mesi, e per Salvatore Callari, per il quale è stato chiesto 1 anno. Assolti anche Maurizio Bonomo, 41 anni, Eugenio Esposto, 63, Filippo Siracusa, 43 anni, ex componenti del consiglio direttivo. Per tutti la richiesta era di 1 anno e 4 mesi. E ancora Salvatore Ganci, 66 anni, con la formula non luogo a procedere, e Giuseppe Sorce, per il quale lo stesso PM aveva chiesto il proscioglimento per l'assenza di dolo intenzionale. Le indagini erano state condotte dal PM Andrea Maggioni e coordinate dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso. Le parti civili costituite sono state Regione, Confindustria Agrigento e Consorzio ASI. Adesso liquidazione è già presente in aula con il legale rappresentante Alfonso Cicero, ex presidente dell'IRSAP. Alcuni degli imputati sono impegnati anche nel giudizio contabile innanzi alla Corte dei Conti e nell'avvertenza al giudice del lavoro.